volevo far presente anche che non sono un pacco postale che vengo tradotto dalle 4 di mattina per colpa dell'avvocato che rivela la mia località. Guardi, vabbè, adesso lei risponda tranquillamente alle domande. Diamo atto che lei è un po' stanco, però... Sono impresibile, signor Presidente. Sì. Non esiste che io vengo messo in pericolo con 4 agenti della scorta per colpa di un avvocato. Va bene, adesso questa è una vicenda sulla quale si stanno interessando le autorità. Adesso è una cosa che in questo momento non ci riguarda. Adesso va bene, ne diamo atto. Mi hanno preso come un pacco postale, mi hanno preso stamattina con tutta la roba per farmi trasferire per colpa dell'avvocato che ha rivelato la verità. Va bene. Allora, vogliamo iniziare? Da chi vogliamo iniziare? Comincio io, Presidente. Siete accordati? Comincio io. Sì, signor Docio. Allora, ascolti le domande dell'avvocato Mercurelli. Signor Docio, sono l'avvocato Mercurelli, difensore di Spada Ottavio, detto Marco. Senta, lei è detenuto esattamente dal 28 febbraio 2013? Fermo. Sì. Attualmente il suo fine pena è 16/10/2041? L'anno lo confermo, il giorno e il mese no, lo so. Va bene. Senta, quindi è in esecuzione pena, è definitivo? Fermo, definitivo. Sì. Oltre al titolo, diciamo, definitivo, ha altri titoli custodiali, cioè tipo ordinanze di custodia cautelare? No. No. Ha processi pendenti? Processi che non sono nel non sono detenuto, sì. Sì. Senta, dal certificato che la Corte ha acquisito, certificato carichi pendenti, risulterebbe un procedimento per il quale era previsto l'appello il 24 settembre 2018 per fatti di rapina commessi tra il 10 dicembre 2012 e il 30 dicembre 2012. Ci può dire l'esito di questo processo e di che cosa si tratta, che pena ha avuto? Rapine. Solo rapine? Di rapine, però. Sì. Che pena ha avuto? Non lo so, la condanna definitiva che ho fino al 2041. No, non mi sono spiegato, scusi. Questo è un procedimento pendente, non definitivo, per il quale lei evidentemente è a piede libero. Qui dal certificato ricaviamo che ha avuto l'appello a settembre. A noi interessa sapere intanto se è così, se è stato condannato in primo grado, a quale pena e se questa pena è stata confermata oppure riformata. Avvocato, non ricordo le condanne a piede libero. Non lo ricordo. Bene. Scusate Ascoli, Presidente, il collaboratore lo sentiamo molto basso. Se si può avvicinare un po' più al microfono magari. Ha sentito Docio? Da Spoleto, signor Presidente. Ha sentito Docio? Cerchi di avvicinarsi un pochino al microfono. Va bene? Più vicino di così. Va bene così, va bene così. Scusi, signor Presidente, da Milano Opera, abbiamo lo stesso problema. Allora. Possiamo andare avanti? Prego, avvocato. Sì, signor Dio, senta, noi la Corte ha disposto l'acquisizione delle sentenze irrevocabili pronunciate nei suoi confronti. Purtroppo non sono pervenute, quindi io inevitabilmente devo chiedere a lei alcune informazioni, in modo che lei ci possa sommariamente ricordare le vicende per capire di cosa stiamo parlando. Ora lei, parliamo ovviamente delle sentenze più rilevanti, lei ha riportato una condanna che è diventata irrevocabile il 21 aprile 2016, in primo grado era stato fatto l'1/4/2014 per 10 anni e 2, 7 anni, 10 anni e 2 di condanna, la prima condanna, no, questo 7 è anni e 4 e 6 anni. Questo è 7 anni e 4 mesi. Per fatti commessi a Roma, si tratta di rapina e altri reati. Volevo se lei ci descrivesse sommariamente questi fatti, cosa si trattava. Presidente, scusi, no, io voglio dire, la faccio solo inizialmente, poi non la faccio più. Allora, diciamo così. Premesso che
tutti i controlli di credibilità, il controesame e quant'altro non so discutere, però ci deve essere un principio di pertinenza rispetto al tema decidendum, perché qui, diciamo così... Va bene, basta cercare di delineare un po'... non è, nel senso che, voglio dire, è per tabulas, ci sono delle sentenze, ma non sono acquisite. Allora, non sono acquisite, Presidente, avvocato, mi faccia finire, non tollero l'interlocuzione. Ai fini di delineare la personalità, purché riesca a contenere le domande... L'ho detto io sommariamente, Presidente. Sì, sommariamente, sinceramente non vedo, che ognuno fa le obiezioni che crede. No, ma la domanda è ammessa. Bene. Quindi sommariamente se ci dice, guarda, allora per evitare perdite di tempo, giustamente, allora se ci narra sommariamente le vicende di questa sentenza e anche di quell'altra alla quale lei accennava, quella 10 anni e 4 mesi, per quali reati è stato condannato, e in termini proprio sintetici il fatto. Avvocato, ma mi scusi, ma io ho collaborato con la giustizia per dire i reati che ho commesso io o sono test come 210 nei confronti di altre persone? No. Perché allora, ancora non ho capito il mio ruolo bene qua, o non l'avete capito voi? Lei non deve fare polemiche con l'avvocato, lei risponda e ci dica... Signor Presidente, ma mi sta facendo una domanda su quale c'è. Hanno acquisito dal DAP, dove sono io detenuto, possono acquisire anche i miei reati e non è che lo devo dire. Senta Dociu, siccome ancora non abbiamo le sentenze che la riguardano, quelle irrevocabili, perché le abbiamo chieste e ce le stanno mandando, allora l'avvocato voleva sapere sommariamente quali erano i fatti per i quali è stato condannato. Questo è tutto, non è una domanda difficile. Capito? Lei... Rapina, alle case d'appuntamenti con sequestro di persona, accusato che non ritengo di averlo fatto, di più 609, perché sono rapine fatte in danno di case d'appuntamenti. Sì. Questo per un episodio, una condanna, poi per l'altra condanna? Sono tutte rapine con lo stesso... stessa metodologia. Con la stessa metodologia. Appartenenti alle forze dell'ordine. Scusi, non ho capito questo. Non ho capito quest'ultima frase. Cosa ha detto? Può ripetere cortesemente? Con altri imputati appartenenti alle forze dell'ordine, in particolare all'aeronautica militare di Fiumicino. Ho capito. 2 marescialli. Quindi, Va bene. Per 609, quindi si tratta di violenza sessuale, no? Se l'articolo è quello... Sì. Sì, molto. Senta, quando lei ha preso la decisione, ce la colloco nel tempo, di collaborare con la giustizia, la Corte non lo sa, lo sappiamo noi, lei ha inviato una missiva alla Procura della Repubblica. Può indicare il tempo? È stato nel mese 2015 a dicembre, se non vado errato. Il 2 dicembre è stato sentito per la prima volta, può essere il 24 novembre che ha mandato questa missiva? O meno. Senta, quando lei ha inviato questa lettera effettivamente alla fine di novembre, a lei... Non è una lettera, non è una presa verbale dall'ufficio comando. Ah, ecco, se ci spiega me, anticipo una domanda che volevo farle. Come diciamo, lei ha manifestato questa sua volontà? Così anticipo la mia domanda. Stava dicendo? Di mia spontanea volontà e dei rimorsi che ho sulla coscienza. No, le ragioni diciamo, non sono relativamente rilevanti. No, come è avvenuto? Come ha manifestato questa volontà? A chi? Per la prima volta? L'ho manifestato all'ufficio comando dell'istituto di Frosinone. Senta, quando lei ha preso questa decisione, qual era la sua situazione personale? Cioè, era in custodia cautelare, che qui non lo sappiamo, le sentenze erano definitive, ma però erano già state pronunciate le sentenze di appello, quelle in particolar modo più rilevanti, 10 e 7 anni e 4 mesi. Non erano definitive, ero ricorrente in appello. Era ricorrente in appello. Se lo ricorda se già sapeva la data della Cassazione?
No. Senta, lei attualmente è già stato ammesso al programma di protezione? Sì? Sì, ha detto sì, sì. Senta, lei ha detto che, grosso modo, alla fine di novembre del 2015 ha preso la sua decisione di collaborare. Prima di questo periodo lei ha avuto colloqui investigativi? No. E dopo? Il primo colloquio investigativo è avvenuto il 2 dicembre. No, mi sono spiegato male. Per colloquio investigativo si intende un incontro informale, benché autorizzato dall'autorità giudiziaria, con ufficiali di polizia giudiziaria, non con il magistrato. No. Senta, lei prima di avviare la collaborazione, abbiamo detto grosso modo a novembre 2015, è stato detenuto per circa 3 anni, 2 anni e 10 mesi. Dove è stato detenuto? Inizialmente sono stato detenuto a Latina, Re Bibbia e Regina Coeli. Bibbia. In seguito l'ultima volta a Frosinone. Quindi praticamente la sequenza è stata Latina, Re Bibbia, Regina Coeli, Frosinone, questa? Sì, poi ci sono stati vari movimenti, come a lei risulta che sono andato a Regina Coeli, poi sono ritornato a Re Bibbia, poi sono riuscito... Non mi risulta, perché se mi risultasse non lo chiederei. Vabbè, comunque grosso modo è questo. Senta, quindi lei è transitato a Re Bibbia. In che periodo è transitato a Re Bibbia, lo ricorda? Nel 2013. 2013-2014, poi in seguito sono... Non riesce a essere un pochettino più per il 2013, più o meno i mesi, il periodo, Re Bibbia, il 2013? Avvocato, le date... Non le ricordo, no, per carità, se lo ricordo. Senta, ma lei conosce una persona che si chiama Maria Antoni Paolo? Chi? Maria Antoni Paolo. Non mi pare. Non le pare. Però se mi fa vedere anche una sua foto, io posso dire se... È un po' complicato farle vedere la sua foto. Comunque lei, quindi, non le pare ricordarle, quindi non le pare che vi siete incontrati per esempio a Re Bibbia o in altri carceri? Frosinone? No. No. No, perché io ero detenuto presso un reparto precauzionale. Però anche lui, sa? Quel periodo, quindi... Vabbè, comunque questa è la sua risposta, non lo ricorda. Eventualmente, se sarà possibile e necessario, faremo vedere una foto. Senta, durante la detenzione, prima di avviare la collaborazione, lei faceva colloqui con i familiari? Tanto a Re Bibbia e a Regina Coeli. L'ultimo colloquio è effettuato il 15 luglio del 2015. Scusi, 15 luglio 2015? Così ho capito bene? Scusi, non ho sentito bene la data. 15 luglio 2015. Bene. Senta, in occasione di questi colloqui, lei ha saputo saputo che la procura chiedeva l'arresto di Spada Ottavia per l'omicidio nel 2013? Aveva chiesto l'arresto? No. No. L'ha letto sui giornali? Cioè, la domanda è, lei ha avuto notizie? Scusi, ho formulato male la domanda, faccio ammenda. Non ho Lei mai ha avuto acquistato non ho mai acquistato giornali presso gli istituti. Quindi lei, non leggo. Lei non leggeva i giornali? No, neanche adesso. Neanche adesso. Allora, scusate un attimo, c'è bisogno di una piccola pausa di 5 minuti perché, come in quel vecchio tormentone, c'è da spostare una macchina, anzi 2, perché c'è un camion che non... E quindi facciamo una piccolissima sospensione. Scusate, signor Presidente, posso parlare con l'avvocato cortesemente? Col suo avvocato? Sì, con Maria Claudia Coniti. Certamente. Allora, ringrazio. approfittiamo di questa pausa, così lei parla con l'avvocato e poi riprendiamo l'esame. Presidente, visto che c'è questa pausa, posso Sì. segnalare che l'audio non è perfettissimo, magari... Lo sappiamo, purtroppo. Vediamo se si può migliorare. Adesso chiediamo ai tecnici se si può migliorare.
Sì. Te lo ricordi? Drive-in c'è da spostare una macchina, un disco, era cosa? Francesco col comico. Vabbè, abbiamo Doci. Comunque qua a vostra disposizione. La tua macchina dava fastidio, Possiamo procedere? Va bene, allora possiamo riprendere. Sì. Signor Giorgio, lei ha detto alla scorsa udienza che per un certo periodo ha svolto... Conferendo con l'avvocato, scusi. Ah, mi chiedo scusa, sono avesse finito. Avvocato. Siamo riusciti a chiudere, Allora, il possiamo cerchio procedere? su un Finito di fenomeno parlare, di sì? rapine e Signor Presidente. intimidazioni. Bene, allora riprendiamo, Sì, prego. dicevo, signor Dociu, lei alla scorsa udienza ha riferito di aver svolto un'attività, diciamo, di cessione varie di sostanze stupefacenti. Ecco, nell'ambito di questa presunta associazione Spada, per quanto tempo è durata questa sua collaborazione? Per un lasso periodo abbastanza di determinare i vari ruoli della famiglia Spada. Senta, allora, visto che lei non lo ricorda, per aiuto alla sua memoria, le contesto ciò che lei ha riferito in occasione del suo primo interrogatorio 2 dicembre 2015 alla dottoressa Calò, per le parti che ne hanno la disponibilità del foglio 55 di quella trascrizione. La dottoressa Calò le aveva chiesto: lei per quanto tempo ha fatto questa attività, proprio questa relativa alla droga, come lasso di tempo? Lei ha risposto: con gli Spada l'ho fatto all'incirca di 2 anni. Per 2 anni. È così? Siamo quasi dal 2009, avvocato. No. Adesso limitiamoci all'arco temporale, 2 anni, quindi. Lo conferma lei questo? Questo che ha dichiarato? Iniziamo dal 2009 che ho cominciato a far parte della famiglia Spada. Sì, ma chiedeva in particolare Parliamo sull'attività dell'arco temporale, poi arriviamo attività relativa agli stupefacenti. Ho iniziato nell'estate del 2009, questa è la sua se non domanda. ricordo male, perché Ecco. è successo Vediamo adesso. È successo che nel 2009 sono stato tratto in arresto con Busaglia Umberto, eravamo entrambi assistiti da Angela Porcelli, sono stato agli arresti domiciliari. Quando sono stato scarcerato ho iniziato l'attività con la famiglia Spada. Guardi, però se mi segue, che forse ricorda male, adesso cerchiamo di aiutarci con i dati oggettivi. Quindi, adesso, quanto all'arco temporale abbiamo detto 2 anni. Lei ha terminato, l'ha detto la scorsa udienza, questa questa Presidente, scusi, non ha detto 2 anni. Precisiamo questa cosa del ancora non ha lasso risposto. temporale che è rimasta sospesa, diciamo. Allora, lei ricorda quanto è durata questa attività? Dal 2009. No, allora non Fino a siamo- quando? Cioè, perché se parliamo specificamente dell'attività di spaccio di stupefacenti, insomma. Sì, di questo parliamo. All'incirca 2013, in seguito al mese di agosto. No, 2013? Quindi lei l'inizio... 2012. Ecco. Sì, Quindi diciamo 3 anni, quanti sono? Perché lei lo situa nel 2009 l'inizio, mi pare di capire. Quando finisce di scontare i domiciliari, cosa fa? Riesce ad essere più preciso sulle date? No,
Preciso sulle date no, sono stato scarcerato dopo 2 o 3 mesi con l'obbligo di firma. Sì, questo quando, più o meno? 2009. 2009. Poi questa attività fino a quando dura? Quando poi finisce? In che anno finisce? È finita nel 2012 ad agosto, Va bene. dopo agosto. Ok. Quindi comunque, adesso cerchiamo di ricordare meglio, comunque quanto al fatto che ha determinato questa fine di collaborazione, lei ha detto la scorsa volta è stato l'arresto di Spada Ottavio per un'estorsione, credo, nel 2012, è così? Quello è il fatto che ha provocato la crisi? La crisi in che senso? No, la crisi nel senso che lei ha deciso di non collaborare più con loro. Lei la scorsa volta ha parlato poi di problemi di relazionarsi con Vittorio Spada, a seguito dell'arresto di Ottavio. Avvocato, precisiamo le cose come sono andate, perché io ho detto siamo a posto per questo. non ho cessato la collaborazione con gli Spada, mi sono allontanato perché c'era l'indagine in corso per l'estorsione, a quale inizialmente avevo fatto parte io, però quando è stata fatta proprio il recupero crediti è stata fatta da Ottavio Spada e gli altri 2 ragazzi. Sì, sa chi sono questi 2, così per inquadrare il fatto? Saber e Christian. Può essere che Spada Ottavio intendo, fosse stato arrestato il 9 maggio del 2012? Se lo ricorda? Io non ricordo la data d'arresto. Io ricordo che lavoravo presso il forno di Carmine Spada e il fratello Marco mi disse: devo andare subito via perché c'è sta la dia a casa di mio fratello. Vabbè, non lo ricordo, questo è un dato oggettivo, poi lo proveremo noi. Insomma, il 9 maggio 2012 per sue informazioni. Senta, però, lei diceva di essere stato arrestato nel 2009, però qui dal certificato penale risulta una condanna che lei ha riportato da minorenne per stupefacenti, che però sarebbe stato il reato consumato il 29/10/2007. Sì, lì, quello è un arresto della Guardia di Finanza in via Antonio Forni. Ma è 2007, non 2009. E poi effettivamente... Nel 2007, avvocato, sono stato arrestato nel 2007, sono stato al carcere minorile. Sono uscito a giugno, prima del mio 18° compleanno. Poi nel 2009 sono stato riarrestato un'altra volta dai carabinieri dell'Eur davanti a casa mia. Mi stavo recando presso il bar Piazza Gasparri perché ero stato contattato da Emanuele detto il Babbuino, il fratello di Benedetto. Scusi un attimo, aspetta, per capire, allora lei, effettivamente quello che dice lei è correttissimo, cioè lei è stato arrestato il 29/10/2007, è rimasto in detenzione, in esecuzione pena, fino a giugno del 2008, quindi un mese prima circa che lei compisse il 18° anno di età. Questo risulta oggettivo. Invece quest'altro arresto, avvocato, sinceramente... io non ero in detenzione, ero in una casa famiglia in quale mi sono fatto un paio di mesi in casa famiglia, poi sono stato portato al carcere di Casal del Marmo per i minorenni, dalla quale sono stato trasferito in casa famiglia e poi da lì sono stato scarcerato. Sì, guardi, noi qui abbiamo solo questo, prendiamo atto, qui dal certificato penale risulta che lei è rimasto in esecuzione pena, poi bisogna vedere le forme, fino al 29 giugno del 2008. Però appunto il problema è, parliamo 2007-2008, lei prima parla poi parla di un altro arresto, però sinceramente dal certificato penale non risultano altre condanne. Per quale motivo era stato arrestato? Io sono stato arrestato anche per furto di un'autovettura in età minore, proprio quando avevo 14 anni. Sono stato arrestato e ancora non ero imputabile. Sì, questo risulta che è stato scarcerato. arrestato. Per furto è stato arrestato per un fatto commesso il 31/12/2004, dove effettivamente aveva 14 anni, appena, cioè poco compiuti, ma era un furto appunto del 2004 commesso in Santa Marinella.
Però questo fatto lei dice il 2009, io qui non lo trovo. 2009 non lo trova? No. E c'è stato un arresto dove mi ha fermato la polizia di Ostia insieme a Bussaglia Umberto a bordo di una classe B. Ma per caso è stato condannato a 1 anno di reclusione per questo fatto? Sì, dal tribunale di Ostia. Allora guardi, ricorda male, perché questo reato è stato commesso il 25/5/2011. Allora ho ricordato male io la data, la data dell'anno. Siamo qui anche per, diciamo, per dare un quadro temporale, quindi diciamo, l'arresto che ci interessa è quello che si è verificato il 21/10/2007 e lei diciamo, è stata in esecuzione pena tra il 2007 e il 2008. Quando è uscito nel 2008... Scusi, avvocato, io nel 2011, se a lei gli risulta, sono stato tratto in arresto da solo o con Busaglia Umberto? No, guardi, io ho il certificato penale, questo dato non glielo so dire. Glielo dico io, perché io nel 2011 sono stato agli arresti domiciliari in via Domenico Baffico 26. Può darsi, sì, può darsi. Sì, ma il problema... Allora, quando è nato il mio primo figlio, avevo appena cominciato a fare parte del clan Spada. Mio figlio ha attualmente 10 anni, è nato nel 2009, se non vado errato, anche su questo. Sì, no, per carità, ovviamente non so quando è nato suo figlio, ma io i dati che rilevo sono questi, cioè quindi quell'arresto per stupefacenti da lei riportato quando era minorenne è collocato nel 2007, non nel 2009 come lei ha detto. No, un attimo, no, un'interlocuzione semplicemente. Allora, primo, c'è un'opposizione ma da un dato oggettivo, cioè l'arresto non viene riportato nel certificato penale. Non facciamo confusione. No, allora, per chiarire, qui risulta che il fatto è consumato appunto nella data che le ho detto e sta in esecuzione pena dalla stessa data dell'arresto, dal che è una deduzione, però credo piuttosto fondata, che sia stato arrestato in flagranza di reato e sia rimasto detenuto in continuazione. È una deduzione, credo piuttosto fondata, però. Comunque qui abbiamo questa ricerca storica che vi può aiutare, perché risulta invece un arresto nel 2010, non nel 2009. Sempre Casal del Marmo, perché evidentemente, pur essendo poi diventato maggiorenne, è stata scontata lì per un pregresso, eccetera. Qui dice eseguita pena dal 29/10/2007 al 29/6/2008, ed è quello che dice lui del resto. È quello che dice lui. La condanna da minorenne che ho subito dalla Guardia di Finanza in seguito a una redata in via Antonio Forni da minorenne, io l'ho effettuata, sono stati 8 mesi di condanna. Però chiedo scusa, l'ultima pagina qui, data uscita 29/6/2008 per scarcerazione e espiazione pena. Sì. Avvocato, ma a lei gli risulta le date dell'arresto o non gli risulta? Perché a me mi dice che non gli risulta, però io la vedo che lei controlla i fogli. Allora lei c'è un arresto nel 2007. Aspetti, giusto, ha ragione, non mi risultava perché non avevo questo foglio comunque. Sì, però risulta, 29/10/2007 arresto. Eh sì, è quello che diceva prima. Poi c'è un altro ingresso il 9 marzo del 2010, per un arresto il 9/3/2010. Ero agli arresti domiciliari, è venuta la polizia a casa, mi hanno detto che mi è arrivato un definitivo di 2 mesi e 28 giorni. Giusto, perfetto, giusto. Gli risulta questo? Sì, e sono stato riscarcerato dal magistrato di sorveglianza di Roma dopo 22 giorni di carcerazione. Sì, però l'arresto e sono stato riportato agli arresti domiciliari. Bene, però l'arresto per la consumazione del reato è del 29/10 del 2007, perché effettivamente risulta sia la consumazione del reato sia il suo arresto, quindi dal che deduciamo che lei è stato arrestato in flagranza di reato. Sì. Scusa. No, sì cosa? Sì cosa? È così? È come dice lei, avvocato, se vuole io vado a prendere i movimenti del carcere, perché siccome ho documenti dentro la macchina della scorta e gli dico le date precise se le vuole sapere. Guarda che siamo là che è così, è come, Vabbè, dico io che come dice lei è stato arrestato il 29/10 e questo non è, bisogna girare molto su questo. Quindi parliamo di un arresto del 2007.
Ora, quando lei è uscito, quindi a giugno del 2007, del giugno 2008, che attività ha svolto? Sempre attività di spaccio. Ecco, con chi? Con Busaglia Stefano, Stefano Gioia, Busaglia Umberto, presso il Bar Pino. Ecco. E anche con Carbonaro Francesco? No, scusa, non so se è Carbonaro Francesco. No, scusi, no, Guarda che scusa, no, io non conosco nessun Carbonaro Francesco. Ferdinando. Ferdinando è mio cognato. Quindi, per capire, quindi lei esce dal carcere, comincia a lavorare con questo Busaglia, ma che faceva? Quando dice lavorava intendeva traffico di stupefacenti? Traffico di stupefacenti, cocaina ed hashish. Cocaina e hashish. Senta, anche suo cognato era, diciamo, inserito in questo contesto? Cognato Carbonato Ferdinando, poi. È il fratello della sua convivente dell'epoca, è così? Questo definisce cognato? Sì. 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 Anche lui lavorava in questo contesto? Sì. Sì. Senta, chi sono Stefano Gioia e Simone Venditelli? Abitano entrambi in via Antonio Forni e da quando c'è stata la redata in via Antonio Forni, prima ancora io li ho conosciuti lì, a Busaglia Umberto, Stefano Gioia, Simone Venditelli, Simone Venditelli e Stefano Gioia, Simone Zangari lavoravano insieme. Vediamo se ho capito bene. Allora lei, prima di questa redata, lavorava pure con Busaglia? Con questa gente prima? Ho iniziato con Busaglia. Con loro. Poi dopo, quando è uscito, ha ricominciato con loro e con quest'altra gente che ha citato, ho capito bene? Sì. Bene. Quanto è durata la collaborazione con queste persone? Poco. Tipo? All'incirca, se non vado errato, sempre 5-6 mesi. Quindi, diciamo, secondo la sua ricostruzione, visto che lei più o meno a giugno del 2008 ha cominciato a lavorare con loro, diciamo più o meno fino ai primi del 2009? Avvocato, più o meno, io sono uscito nel 2008, come lei dice, come ti sta dicendo lei, a giugno. Esatto. Sono stato scarcerato. Sì. Ho continuato con Busaglia Umberto, Stefano Gioia presso il Bar Pino. Dopo sono stato tratto in arresto dalla PS di Ostia, nei pressi del Pontile. Ero in possesso di 7 o 8 dosi di cocaina. Più o meno questo, quando è successo questo arresto? Più o meno? Nel 2009 sono stato processato per direttissima e agli arresti domiciliari. Sì, ha riportato condanna quindi? Se ero agli arresti domiciliari, è giusto. No, magari se no vuole essere prima libero. agli arresti domiciliari. Ha riportato condanna? Ho riportato condanna. Che pena ha riportato? E chi se la ricorda? Perché l'avvocato Porcelli mi ha fatto la condanna a me e a assolto Busaglia Umberto. Nonostante io ero dentro la sua macchina, c'avevo i soldi suoi in tasca, il portafoglio suo in tasca, la patente di Busaglia Umberto, mi hanno sempre condannato a me. Vabbè, adesso non è che rifacciamo il processo. Noi più che altro significa sapere più o meno la data, quindi 2009. Cioè, lei dice nel 2009 io sono stato arrestato in flagranza di reato e ho riportato una condanna per stupefacenti. È questa la sua tesi? Così? Capito bene? Sì, se non vado errato, sì. Sì, però sul certificato penale questa condanna sinceramente non risulta. Vedremo, approfondiremo sicuramente, prendiamo atto delle sue informazioni, poi chiederemo alla Corte di approfondire. Senta, quindi è uscito, diceva, nel 2009 quando più o meno? Sono uscito all'incirca dopo 3-4 mesi, perché l'avvocato Simone Pascale, che lavora insieme ad Angela Porcelli,
mi ha fatto ottenere l'obbligo di firma presso la caserma della polizia e dei carabinieri. Quindi dopo questa nuova scarcerazione, che cosa ha fatto? Diciamo più o meno siamo a metà del 2009 per capire, più o meno? Più o meno. Più o meno, a metà del 2009. Dopo, E cosa ha fatto? alla mia uscita dagli arresti domiciliari non sono più stato in contatto né con Busaglia Umberto né con Stefano Gioia. Mi sono recato presso Piazza Gaspari che conoscevo già Abdel l'egiziano. Sta capendo già a chi mi sto riferendo, no? E quindi cominciava a lavorare con Abbe. Quindi lei colloca questo inizio della collaborazione intorno alla metà del 2009? Sì, mi scusi, avvocato, guardate che io nel 2007 sono stato arrestato insieme dalla Guardia di Finanza in via Antonio Forni con Nader, l'egiziano, e con Simone Marano, detto il Noce. Sì, no, ma non mettiamo in dubbio che lei conoscesse Nader. Cioè, quello che interessava a noi sapere, quindi, che secondo la sua versione, lei colloca questo inizio della collaborazione con il Nader, grosso modo a metà del 2009, dopo un arresto per stupefacenti che lei ha riportato nella stessa data. Questo è quello che noi interessa sapere. Quindi, dicevo, comincia a collaborare e in che senso? Che attività faceva con Nader? Sono recato da lui per prendere una piccola quantità di sostanza del tipo hashish e pochi giorni dopo mi ha proposto di lavorare insieme a lui davanti all'autolavaggio, come ha detto, a distribuire l'hashish, e lui distribuiva dopo poco tempo sempre ho conosciuto Ottavio Spada. Scusate, però cerchiamo di essere, cercare di puntualizzare i tempi. Quindi diciamo, a metà 2009 comincia a fare questi servizi per Nader, ma nel senso, come veniva retribuito? Le pagava a seconda della quantità che spacciava, oppure le dava una parte della droga da spacciare? Come funzionava come compenso? Oppure alla fine della giornata facevate i conti e dividevate in parti uguali, o in che parti il ricavato? Quali erano i vostri rapporti, cioè gli accordi? Inizialmente sull'hashish, che poi gli accordi sono stati cambiati perché No, parliamo dell'hashish. Guardi, facciamo confusione per tutti. Sull'hashish, qual era il vostro, quando iniziate E che confusione deve fare se io ho lavorato 3 giorni a vendere l'hashish in Piazza Gaspari? 3 giorni? 3 giorni contati. 3 giorni contati, che poi mi ha fatto conoscere Ottavio Spada e che poi ho cominciato a distribuire anche la cocaina. Dopo una settimana mi hanno detto se avevo un posto a disposizione per tenere la cocaina, e io ho detto di sì, la tenevo pure e la vendevo anche. Quindi allora, per capire, lei va da Nader, acquista un quantitativo per suo uso, poi lui la chiama subito dopo, poi dopo... Sì, dopo una giornata m'ha chiamato. Esatto, dopo una giornata, quindi dopo un giorno la chiama, le fa fare 3 giorni di cessione di hashish, dopodiché il giorno dopo le presenta Spada Ottavio e la mettono a vendere cocaina, è così? Questo è il suo, diciamo, percorso professionale? Ha avuto questi tempi? Sì, sono stato messo anche per un breve periodo fisso lì all'autolavaggio, sono stato messo per circa neanche un mese all'autolavaggio, e poi siamo passati che come da verbale, e ho ribadito l'altro giorno, che andavamo presso l'abitazione di Ottavio a confezionare le dosi. Sì, questo... E io la portavo dal mio scantinato, la portavo a casa di Ottavio, e da casa di Ottavio, dopo fatte le confezioni, la portavo a casa mia. Ottavio prendeva, si faceva dare la droga da Carmine e Roberto, glielo diceva a loro, che loro di seguito mandavano una persona che come ho detto, che era uno dei 2 gemelli con una jeep che veniva all'autolavaggio, ci dava le sostanze, la sostanza del tipo cocaina, io la portavo allo scantinato, poi in seguito la preparavamo presso casa. Quindi ricapitolando il suo ruolo, ricapitolando per capire diciamo, la sua funzione, allora lei
aveva la funzione di portare la droga da un punto all'altro, aveva la funzione di distribuire questa droga agli acquirenti e aveva poi la funzione di detenerla presso la sua abitazione, è così? Presso l'abitazione no, presso lo scantinato. Presso lo scantinato, vabbè, sì, diciamo che era nella sua disponibilità però. Quindi, se ho ben capito, adesso per aiuto alla sua memoria leggo un passaggio del verbale al quale lei faceva riferimento, sempre il 212 per le parti e 53, poi lei ci dice se... Diciamo, scusate, avvocato, gli dice a Pergola di smetterla di fare segni attraverso la video? Beh, io... Perché lo sto vedendo, già dall'altro ieri continua a fare segni con le mani. Presidente, non può dettare anche le movenze, la gestualità. No, Presidente, nel suo diritto, anzi, allora, il cancelliere presente lì con l'ufficiale presente lì con Pergola, lo inviti a stare fermo con le mani se questo è avvenuto, noi non l'abbiamo percepito. No, signor giudice, alza le mani verso la telecamera indicando un cerchio con tutte e due le mani. Va bene, adesso... E non è la prima volta che lo fa. Allora, state fermi pure con le mani, andiamo avanti. Siamo avanti? Allora, dicevo, lei ha descritto almeno il suo ruolo nella prima fase in questo modo: le dosi da 1 grammo, da mezzo grammo, 5-10 grammi, era compito mio, di Nader, l'egiziano, e Ottavio Spada, però loro prendevano solamente, così vuol dire, loro parlavano con la persona, poi, aperte virgolette, va bene, va dal pischello, ci sta il ragazzo là, parla con lui, metti d'accordo con lui. Indicava anche la persona. Scusi, finisco. Ero diventato, siccome ero subentrato per ultimo, ero diventato quello che faceva avanti e indietro per tutte le situazioni. Gli altri solo mi dicevano: guarda, ci sta Tizio e ci sta Caio. È così? Questo è il suo ruolo inizialmente? Confermo. Confermo. Poi lei dice, poi su altre cose... Diceva? Deve precisare qualcosa? No, continui. Poi su altre cose, quelle altre dosi che venivano a grande quantità divise, venivano gestite in pratica come retta. Io guadagnavo insieme a loro. Noi prendevamo 100 grammi di cocaina, la suddividevamo in pezzi, in dosi da 0,5, da 1 grammo, da 10 grammi. Il guadagno si divideva, il guadagno tipo quello lo pagavano a Romoletto, lo zio di Ottavio, glielo pagavano 50 euro al grammo, 2005, 50 euro di cocaina. Quello che ci rifacevano, ci suddivisa in 3 persone, non ero io che facevo la rotta, a me veniva dato un tot al mese, un tot alla settimana. È così? Giusto e corretta questa ricostruzione? Sì, presso il mio scantinato detenevo quantitativi che venivano suddivisi in mezzo grammo, 5 grammi, 10 grammi. Potete fare un po' di silenzio laggiù? No, ci sono i parenti, Presidente, se possono stare zitti, seduti, calmi, se no qua dobbiamo far sgomberare l'aula dai parenti. Quindi devono stare lì buoni, tranquilli. Allora, andiamo avanti. Quanto al suo compenso, a una domanda del dottor Prestipino... Scusi un attimo, Presidente. Allora, se l'avvocato intende produrre il verbale, io non ho posizione, ma diciamo, siamo in cioè si fa una contestazione, si fa la domanda. Ha ragione, facciamo la domanda. Ha ragione. La domanda è questa: quando lei faceva i trasporti un pochettino più importanti, 50, 150 grammi, come veniva compensato? Venivo compensato con 400-500 euro, ma sempre non in soldi liquidi. Ah, ecco. Allora, cioè come? Se ce lo precisa meglio. In sostanza, da rivenderla e ricavato me lo prendevo. Quindi lei... Mi veniva consentito di potermi prendere 100-200 grammi di hashish, rivendermele e il ricavato era solo il mio. Lei, diciamo, per aiuto alla sua memoria, lei ha detto, a domanda specifica, no, per pagarci, ogni tanto mi diceva: guarda, senti, prenditi 5 pezzi di cocaina, i primi 5 pezzi che tu vendi, i primi 10, il guadagno è tuo, noi non ci interessa. È così? Come? Anche in cocaina, come nell'hashish. Dipende, quello che c'era più a disposizione come sostanza, mi diceva o prenditi se c'era più cocaina o prenditi più l'hashish. Quindi possiamo dire che lei era impiegato, come lei stesso definisce, come pischello che andava da una parte all'altra, e quando faceva consegne un po' più significative veniva pagato in cocaina o in hashish, così? Avvocato, vorrei precisare una cosa, che i pischelli stavano in piazza Caspari dentro ai giardinetti. No, siccome lei si è definito pischello, vabbè, comunque non ci impicchiamo le parole.
Scusi, no, scusi un attimo, abbia pazienza. No, adesso mi spazientisco. Allora, l'avvocato non può chiosare la risposta del teste o dell'imputato del procedimento connesso con una sintesi parziale. L'ha fatto 3 volte, alla 4ª volta perché lui ha parlato anche di aver fatto la retta, non ha parlato di essere Pischello, ha definito il suo compito, quindi perché poi dopo nella lettura del verbale c'è una sintesi che non corrisponde. Evitiamo i commenti impropri sulle risposte. Conta la sostanza. Quindi. Senta, lei aveva l'incarico di ritirare il denaro dalla cessione? Può ripetere per cortesia? Lei aveva anche l'incarico di ritirare il denaro delle cessioni che effettuava? Da determinate persone sì. Quindi l'ha fatto più volte? Sì. Allora le contesto, sempre il solito verbale, 212, 123, a domanda specifica dice no, io non ho mai ritirato, ho ritirato soldi dalla droga presso il Burger King da un ragazzo che adesso è compilato con me, Andrea Talerci, che lavora. Io che sto dicendo? Ho confermato, io ho detto che ho ritirato il denaro, ma lei non mi ha specificato se ho ritirato il denaro da Andrea Talerci. No, la domanda no, perché questa era la domanda che mi voleva fare. Allora, non mi sono spiegato io, volevo dire, lei quante volte ha ritirato il denaro? Perché qui sembrerebbe, da quello che lei ha detto, la ritirato una sola volta. Più di una volta dalla stessa persona, dalle altre persone non ho mai ritirato denaro oltre ai 10-15 grammi di cocaina. C'è la contestazione, andiamo avanti. Senta, lei ha mai commesso omicidi? No. Ha mai commesso attentati, gambizzazioni? Gambizzazioni no. No, gambizzazioni, cioè ha ferito qualcuno, diciamo, ecco, sono più seri. Non ho mai ferito nessuno, ho commesso intimidazioni. Senta, lei ha mai posseduto un'arma da fuoco? No. Ha mai Solo sparato? arma bianca. Ha mai sparato? Solo arma bianca. Bene, no, qui parliamo di armi da fuoco. Lei ha mai sparato un colpo di arma da fuoco? Con un bersaglio fermo, magari? Non ho mai sparato e ho avuto solamente scacciacani privo di tappo rosso. Perfetto. Senta, lei sa chi era Galleoni Giovanni? Come no? Perfettamente. Ce lo può dire chi era? Per quello che risulta a lei? Quale attività faceva? Un personaggio di grosso calibro dei Baficchi che abitava ad Ardea, ha una villa ad Ardea con la sua famiglia e che gestiva il garage in via Antonio Forni e la piazza di via Antonio Forni. Lui è Franco. Quindi quando intende gestiva la piazza significa una piazza di spaccio, cioè trafficava in stupefacenti? Sì, trafficava in stupefacenti, soldi in prestito. Quando lui era arrestato avevano preso un accordo con Marco Barboncino Esposito che Franco, il braccio destro di Giovanni Galeone, doveva prendere le sostanze di cocaina e hashish da Marco il Barboncino per distribuirle in via Antonio Forni. Quando è uscito Giovanni Galeoni, quando è stato scarcerato, le cose sono un po' cambiate, anche perché in via Antonio Forni sono andati tutti via, perché non voleva nessuno prendere le sostanze. Cerchiamo di focalizzare il tempo. Lei dice è stato arrestato, Galleoni è stato scarcerato. Di che tempo parliamo? Che periodo parliamo? Avvocato, quando è stato fatto il blitz della Guardia di Finanza a via Antonio Forni, dopo questo blitz è durata ancora qualche mese, perché io quando sono stato scarcerato già si erano attivati e avevano messo su una piazza al Barpino, Stefano Gioia e Busaglia Umberto. No, scusi, non ho capito, quindi diciamo, lei colloca questo arresto di Galleoni nello stesso periodo in cui è stato arrestato lei, il blitz della finanza? No, avvocato, non dica una cosa per un'altra, perché non l'ho collocato a nessuno. Giovanni Galleoni già era arrestato.
cerco di Giovanni capire. Galleoni già era arrestato, io l'ho conosciuto personalmente nel 2009 a Giovanni Galleoni. Bene, ed era libero il 2009? Se non ricordo male, sì. Ecco, no, però siccome lei Veniva ha davanti parlato di una cosa molto Veniva precisa. davanti al garage, veniva. Sì, lei ha parlato di una cosa molto precisa, ha detto quando è stato arrestato Galleoni, poi praticamente si è fatto un accordo tra... Senti, no, senta, io quando è stato arrestato Giovanni Galleoni, io non lo so quando è stato arrestato, so solo che quando io stavo in via Antonio Forni a spacciare per Busaglia Umberto e Stefano Gioia, Sì? Giovanni Galleoni era già stato tratto in arresto da molto Bene. tempo. Perfetto, e questa è Io lo l'indicazione. conoscevo solo di nome Giovanni Galleone quando io ero ragazzino, avevo Bene. 16-17 Quindi anni. anche L'ho quando- conosciuto, che avevo 19-20 Ho anni, capito. l'ho conosciuto di Molto persona. dopo. Quindi quando lei dice... L'ho c'erano conosciuto, questi- l'ho conosciuto anche perché la figlia di Franco, il suo socio, è una ragazza che io conosco molto bene. Conosco bene per motivi personali miei, a quale non sono tenuto oggi a risponderle. E nessuno glieli chiede. E non per fatti di reato. Ma nessuno glieli chiede. A noi interessa sapere un'altra cosa. Quindi, quando lei dice io l'ho conosciuto fisicamente, personalmente nel 2009-2010, quando ero più grande, ed è plausibile. Quindi, quando lei dice di questo accordo, questa distribuzione, parla per che cosa? Per sentito dire? Per sentito dire. Ma guardate che nel 2006, prima del mio arresto, in via Antonio Forni, Esposito Marco con Oscar passavano spesso la sera con un appunto modello vecchio in 2 sportelli, entravano su via Antonio Forni, non so se avessero una pistola vera o una scacciatani, però entravano ad alta velocità e cominciavano a sparare su via Antonio Forni. Va bene, questo riguarda eventualmente il Barboncino. Però a me interessava sapere che quando lei riferisce di una ripartizione, quell'accordo, eccetera, Barboncino e Franchino, lei dice cose per sentito dire che ha preso nell'ambiente. No, non l'ho appreso nell'ambiente. dove l'ha- se ce lo spiega, ne ha contezza- Me l'ha confessata Busaglia Umberto, perché Busaglia Umberto era obbligato a prendere le sostanze da Franco. Bene, quindi gliel'ha detto Bussaglio Umberto. Io personalmente, in quanto mi ha detto Busaglia Umberto, è stato preso un accordo con Franco e Barboncino, io mi sono recato su lungo la via che porta fino all'autolavaggio in piazza Gasparri, fino alla casa di Barboncino, davanti alla pizzeria al 3° piano, dove ho preso mezzo chilo di hashish e l'ho portato in via Antonio Forni. Vabbè, quindi a lei gliel'ha detto Busaglia, ne prendiamo atto. Senta, lei sa se chi lavorava, diciamo, tra virgolette, con Galleoni, lei l'ha già detto, uno era questo Franchino. Oltre a questi, per caso Massimi detto Lelli, sa se lavorava con Galleoni? Lavorava nel senso... Senta, Massimiliano Lelli ha sempre lavorato negli ultimi periodi per Giovanni Galleoni. Giovanni Galleoni a Massimiliano Lelli gli ha levato la moto perché aveva dei debiti con Galleoni. E ha levato un team di colore nero. Scusi Doci, questo non significa lavorare, significa che avevano dei rapporti. Aveva dei rapporti illeciti con Giovanni Galleoni. Quindi è un acquirente Lelli sostanzialmente? No, era diciamo un guardaspalle di Giovanni Galleoni. Però non capisco come è maturato il debito e soprattutto poi non capisco come lei lo possa sapere. Come lo posso sapere? Come lo posso sapere? Avvocato, io, Massimiliano Lelli, insieme a la compagna o la moglie, chi è, Alessandra, io gli ho dato anche una mano a ristrutturare casa al 1° piano, vicino al Cavalcavia. Questo ne prendiamo atto, ma suppongo... Dietro al Bar Martin al 1° piano. Guardi, La casa della suocera, veniva la suocera addirittura dentro casa. Dociu, guarda, nessuno mette in dubbio che lei lo conosca. Dociu, scusi, nessuno mette in dubbio che lei lo conosca. Il punto è un altro, e il punto è come lei fa a sapere gli affari di Lelli, cioè che lui era il guardaspalle, che aveva dei debiti. È una domanda, se ce lo spiega.
Avvocato, le cose si sanno perché si sanno, perché quando Giovanni Galleoni lei chiede all'autorità giudiziaria di fare un'indagine. Io sto chiedendo a lei, Nel 2008, se non vado errato, o ancora prima, prima che sono stato arrestato, Giovanni Galleoni è stato riaccompagnato ad Ardea con una classe B da Busaglia Umberto e Massimiliano Lelli. Si sono fermati nei pressi di Ardea a un bar dove hanno malmenato i proprietari del bar. Sì, ma lei che ne sa, scusi, sì, siamo sempre là. Quella classe B. Doci, come lo sa lei? Siamo sempre lì, lei racconta dei fatti che saranno pure veri, per carità, ma lei come li ha saputi? Avvocato, io lavoravo con Busaglia Umberto. Benissimo, quindi gliel'ha detto Busaglia Umberto. La domanda è io ci dormivo, ci mangiavo a casa di Busaglia Umberto. Non è tenuta spiegazioni, lei dice, me l'ha detto Busaglia Umberto. Benissimo, ne prendiamo atto. Senta, veniamo all'episodio, quello, diciamo, la contrapposizione tra Nader e Galleoni. Lei è in grado di collocarla nel tempo, quell'episodio in cui poi Nader litiga per la faccenda di quell'uomo della frutteria per ragioni di debito e poi Nader spara, secondo la sua versione, nei pressi del garage. Questo episodio lei è in grado di collocarlo nel tempo rispetto all'omicidio? Se è successo 3 mesi prima, 1 mese prima, 15 giorni prima? Se addirittura conosce la data, meglio così. Senta, non è passato più di 4-5 mesi, questo glielo posso dire, ma all'autorità giudiziaria, autorità della polizia di Ostia, risulta la sparatoria su il cancello per sua chiarezza, noi lo sappiamo, io lo so, lo sa la Corte, lo sappiamo tutti quando è stata fatta. Allora lo sapete perché me lo chiede e io gliel'ho detto 4-5 mesi. Se lei è in grado di collocarla. Se lei, no, non sono in grado. Nemmeno, diciamo, approssimativamente 1 mese prima, 3 mesi prima? No. Senta, lei a questo episodio ha assistito personalmente? Lei questo ha detto la scorsa volta. A quale episodio? Questo qua di cui stiamo parlando, questo qua in cui Nader ha sparato a Galleoni, alla cosa? Alla Saracinesca. Presidente, scusi, allora è controesame, ha già risposto, se lui ha già risposto o si fanno delle precisazioni, non è che siccome a me risulta che così non è, ma questo è quello che pensa lei, scusi avvocato, cioè lei faccia la contestazione, faccia la domanda, ma su questa cosa ha già risposto. Scusi, vorrei un po' di coerenza, prima mi ha giustamente contestato che non aveva fatto la domanda, ed è giusto. Adesso sto facendo la domanda e ci devo fare la contestazione. Mi dica lei come devo fare. Non la rifaccia però. Scusi, la faccia una sola volta. Se lei mi spiega come devo fare. La domanda è, lei ha assistito personalmente? Domanda molto semplice. A quale cosa? A questo episodio in cui Nader... Deoci, scusi, se mi fa parlare forse riesce a capire quello che... io la faccio parlare. La domanda è questa. Lei, Dociu, ha visto con i suoi occhi quello che è successo presso il garage di Nader? Cioè quello che lei ha riferito, che hanno litigato, poi il Nader ha preso la pistola e ha sparato. Domanda molto precisa, o sì o no. La scorsa volta ha detto che ha assistito personalmente. Senta, io non ho detto che ho assistito personalmente, i controlli verbali. Io ho assistito all'omicidio e non alla sparatoria. Quindi lei non ha assistito, quindi a questa sparatoria non ha assistito? Alla sparatoria io non ho assistito, ho assistito all'omicidio, che è diverso. Sono due fatti. Sono due fatti in due momenti differenti. Dociu, adesso ci arriviamo. Quindi adesso prendiamo atto, lei dice che lei non ha assistito a questa vicenda. Benissimo, io mi ero preparato una contestazione. Avvocato, io ho detto che sono stato chiamato da Nader, che mi ha detto che per un paio di giorni non si poteva far vedere. Esatto, lei questo ha dichiarato al pubblico ministero, ma non è quello che ha dichiarato la scorsa volta. Sì, esatto, è giusto. No, vabbè. Oggi lo contestiamo come... Ne prendiamo, Presidente. No, contestiamo l'esatta dichiarazione, perché ci può essere stato invece un equivoco nella cosa. Prendiamo, oggi ci dice che questa non ha assistito a queste cose. Benissimo, perfetto. No, non ha sempre detto. Scorsa volta poi Sanità ha detto una cosa diversa. Senta, lei ha riferito la scorsa volta che, se mi sbaglio me lo dica, ha assistito anche al confronto, diciamo, chiarificatore seguito a questo episodio fra Spada Carmine e Galleoni, così?
fuori dal bar. Ma lei ha assistito personalmente? Assistito alla discussione no, ma l'ho intravisto dentro al bar insieme a Galleoni, che in seguito Ottavio Spada mi ha riportato l'accesa discussione. Sì, lei è sicuro che questa cosa l'ha saputa personalmente, non le è stata raccontata? Raccontata da chi? Da Ottavio Spada. Me l'ha raccontata Ottavio Spada, ma passando di lì ho intravisto Carmine Spada dentro al bar con Giovanni Galleoni. Non è così, perché lei non è così. Lei ha detto cose diverse. Sempre il solito verbale, a foglio 67, dice: è nata una discussione, il che me l'ha raccontata in breve, in brevissimo, solo in breve mi ha detto guarda, solamente Ottavio Spada mi ha detto guarda, il nipote di Romoletta, eccetera. Vabbè, ma non c'è una Scusi, può ripetere? Mi Scusi, vuole non è una Romoletto? contestazione, dice No. le stesse cose. Diciamo con Lui ha un linguaggio detto, ha visto Conte assistere alcune cose, ha ma precisato, scusi, che la procura sostiene che l'incontro è per un'altra parte. Vabbè, se questo no è vede ovvio. il colloquio poi l'ha preso da altri. No, Mi scusi signor Presidente, ma io ho detto già nel verbale dei 180 giorni che mi è stato riferito da Ottavio Spada, Certo, la discussione che ha avuto lo zio, e ho intravisto passando di lì, perché dopo, in seguito alla sparatoria che c'è stata sulla porta del garage di Giovanni Galleone, passavamo spesso di lì per vedere se c'era Giovanni Galleoni. Per quale motivo? Perché loro volevano anche che si parlava di questa cosa e si mettevano d'accordo. Un accordo non c'è mai stato tra Giovanni Galleoni e Romolo. È successo che in seguito alla sparatoria sulla porta del garage, Giovanni Galleoni, nonostante era ricercato, era sempre lì, le guardie non lo fermavano mai. Si sono incontrati lì in un pomeriggio, che io, passando di lì, perché passavo su via Antonio Forni quasi spesso, come passava anche Nando Di Silvio, ho detto il Focanera. Io me lo ricordo anche nel 2006 che passava di lì con un suo D-Max. Il Focanera addirittura nel 2006 io passai contromano in piazza Gasparri con un Burgman di proprietà non di proprietà, era in possesso a Simone Zangari, e quando passai ad alta velocità in piazza Gasparri, Nando Di Silvio mi fece con la mano e alzò la voce per dire: ma che stai facendo? Stai passando contro mano e corri pure. Vabbè, parliamo di Era 2006, l'angolo stai stai fatti. No, andiamo avanti, andiamo avanti tutto questo. Senta, quindi quando è che lei poi è stato chiamato da Spada Ottavio? Chiamato da Spada Ottavio per quale motivo? Specifichi un attimo la domanda. Diciamo, in relazione a questi fatti, quando le è stato chiesto di voler partecipare all'omicidio, l'ha chiamata Spada Ottavio? Avvocato, le conversazioni telefoniche avvenivano che si voglio diceva... sapere se vi siete, scusa, cambio la domanda, vi siete visti con Spada Ottavio in prossimità temporale di questo cosa che lei ha intravisto? Senti, ci siamo con Spada Ottavio, mi sono visto proprio la sera. Non il giorno dopo? Se non vado errato, la sera proprio stessa, e mi ha raccontato della discussione che... Va bene, diciamo... Però io non è voglio così dire, rilevante, io non ho diciamo, detto che avevo visto che c'era Romolo là, che l'avevo visto nei pressi. Guardi, diciamo, non è così rilevante la sera o il giorno dopo, però diciamo, per completezza, lei è una contestazione, aiuto la memoria, foglio 68 per le parti, il solito verbale, il 212. Il giorno dopo ho saputo della discussione, ho saputo la stessa sera. In seguito, il giorno dopo, ci siamo recati presso il Pontile, dove c'era il MEC e tutta quanta la storia che mi è stata raccontata, tutta la storia complessiva. Perfetto. Quindi il giorno dopo effettivamente ciò che risultava anche a me. Senta, ci può dire in dettaglio che cosa è stato chiesto a lei di fare? A lei, Doci? Allora, mi è stato detto
se ero disponibile a vedere se Giovanni Galleoni era reperibile o lo intravedevo in via Antonio Forni, se ero disponibile ad accompagnare Nader a fare questo fatto, commettere questo omicidio e guardargli le spalle. Dal momento che io avrei visto Giovanni Galleoni dovevo andare da Nader, che abitava in affitto al terzo secondo piano davanti a casa di Roberto Spada, dall'altra parte della strada, e dovevo andare da lui, dirgli dove avevo visto Giovanni, e lo dovevo accompagnare con una moto, a bordo di una moto. Senta, lei... Questo mi è stato riferito. È stato chiesto, benissimo. Ma lei avrebbe dovuto guidare la moto? Sì, però non penso che era una moto da corsa con le marce, perché io non è che so arto che riesco a toccare per terra, però scusi, un T-Max, il T-Max vecchio tipo lo porto benissimo. Quindi questo volevo chiederle, scusi se glielo chiedo, ma è irrilevante. Lei quanto è alto? Io? Sì. Con le scarpe sono 1,60 m. Quindi diciamo, lei per ragioni fisiche non può guidare moto molto grosse, potenti, alte. Presidente, scusi, No, abbia pazienza, no, ma scusi, Vabbè, non voglio dire. Allora, lui ha precisato, ha detto, io sono basso, il T-Max vecchio tipo lo posso levare, ma ritorniamo, vogliamo fare un'ispezione personale sull'altezza. Vabbè, andiamo avanti. Può rispondere, però mi pare che sia rilevante, visto che gli si chiede può guidare la moto, o non è però... rilevante manco questo? Non è rilevante manco questo. Era risposto che può portare il dato, non è irrilevante, ha risposto, avvocato, ha risposto. Lei fa le domande, non ascolta e si dà le risposte da solo. Io ascolto e sono fatto avanti, lei che impedisce di rispondere. Andiamo avanti. Ha risposto, benissimo. Avvocato. No, che avvocato, Presidente, io ho fatto... Si assume che questa persona sia stata ingaggiata per guidare una moto dell'omicidio, è rilevante o no se gli si chiede ma se lui le ha condizioni? precisato Cioè, che il francamente trasecono che si ponga queste domande. Ha detto già nella risposta che non una motocross perché non la sa guidare, non è in grado di guidare. Senta Dociu, ma lei avrebbe Non è che non ero in grado, non sono all'altezza giusta per portare una moto di grossa cilindrata. Specifichiamo anche questa cosa, perché vedo che l'avvocato si sta pendendo su tutti quanti, anche sul 4 bis che io... Senta Dociu, ha precisato bene prima. Lasci perdere. Lei avrebbe dovuto sparare? Avrei dovuto, a quanto mi è stato riferito, che dovevo guardare le spalle a Nader. No, la domanda è precisa, chiedo scusa se mi dà una risposta. Lei avrebbe dovuto sparare o no? Se qualcosa andava storto dovevo intervenire. Quindi sparando anche lei doveva sparare? Cioè lei intanto Qualcosa sarebbe andava andato armato? storto dovevo intervenire, no? È logico. Quindi lei sarebbe andato armato? Questa è l'idea? A quanto pare sì. O sì o no? Cioè le ha detto avrai una pistola pure tu, sì o no? Avvocato, ma con che sparavo? Col fiato? Bene. Siccome l'altra volta ha detto che non ho preso. Senta, ma di chi avete parlato? Di Galleoni solo? Sì, soltanto di Galleoni. Poi infatti sono rimasto sorpreso quando ho saputo che anche Giovanni Galleoni, Franco è stato ammazzato. Perché c'era un rapporto, diciamo, particolare con Franco e... Ho capito. Per motivi della figlia. Vabbè, la risposta l'ha data molto precisa. Senta, ma lei non gliel'ha chiesto Ottavio, scusa, ma perché non lo fai tu questo? Perché non lo fa lui. No, la domanda è... No, se gliel'ha chiesto all'epoca. Lei, quando gli ha detto sei disposto a fare questo, lei gli ha risposto, cioè gli ha chiesto, scusa, ma perché non lo fai tu questa cosa? Se gliel'ha chiesto, non mi sono posto la domanda e non gliel'ho fatta. Non mi sono posto la domanda e non gliel'ho fatta. E infatti, se io non gliel'ho posto la domanda e non me l'ha fatta, infatti, come ho già dichiarato, l'ha fatto lui. Ha dato una risposta precisa, non gliel'ha fatta la domanda. Senta, ma lei ha accettato l'incarico? Cioè le ha detto sì, lo faccio? Sì.
Sì. Sì. Sì. Senta, lei ha detto pure, l'ha detto la scorsa volta, ripeto pure adesso, che lei si è impegnato anche per fare quello che voi chiamate le poste, cioè per ricercare Galleoni, è così? Sì, passarle il più spesso possibile durante l'arco della giornata. Questo è quello che le è stato garage. chiesto. Sì, questo è quello che le è stato chiesto. Sì. La domanda invece è un'altra. Lei poi Sì. lo ha fatto? Ma sono passato, non sono passato sempre come mi è stato detto. E infatti è stato riferito da Fabrizietto quando era giunto lì. No, aspetti un attimo. Diciamo, non l'ha fatto con la frequenza che le era stata chiesta o non l'ha fatto per niente oppure l'ha fatto con una frequenza che riteneva lei? L'ho fatto con una frequenza che ritenevo io, passando se mi ci trovavo. Se non mi ci trovavo non avevo interesse di andare lì. Senta, quanto è durata questa attività di ricerca? Ma io sarò passato 5-6 volte lì nei pressi del garage. No, vabbè, a parte i numeri a parte il numero delle volte, diciamo nell'arco di tempo, per fare un po' d'ordine, c'è stato il fatto di Nader, che lei non sa collocare. Avvocato, ma lei mi sta facendo domande a trabocchetto. Prima mi dice quanto tempo è passato tra la sparatoria sul portone e l'omicidio, adesso mi dice quanto tempo è durato l'arco. È la stessa domanda. Se lei mi fa parlare, mi È la stessa domanda mi sta facendo. Aspetti, ascolti Se la lei domanda. invece di interrompermi mi fa parlare, forse riusciamo ad arrivare a un punto. Allora, sto ricapitolando, non è una domanda, sto ricapitolando per aiutarla a lei a rispondere e a noi a capire. Allora, a monte c'è questo litigio Nader Galleoni, esplosione di colpi. Poi c'è l'incontro al bar, lei dice, con Carmine Spada e Galleoni. Poi il giorno successivo c'è l'incarico dato a lei di ricercare Galleoni e di mettersi a disposizione per consumare l'omicidio. Le viene dato l'incarico di fare le poste. Questa è la sequenza temporale. Dopodiché lei le poste per che periodo l'ha fatto? Un mese, una settimana, 6 mesi, un giorno? Questa è la domanda. Avvocato, io ci sono passato in questo arco di tempo 5-6 volte. Ma io voglio sapere l'arco di tempo. Quando ritornavo dall'obbligo di firma perché mi recavo dai carabinieri e certe volte prendevo l'autobus che mi lasciava davanti alla Todis. Sì, ma il problema è l'arco di tempo. Lei per quanto tempo si impegna? Una settimana, 15 giorni, 20 giorni, un mese? Questo voglio sapere. Ma nell'arco di un mese sarò passato 4-5 volte lì, ma neanche. Perché lei a domanda del dottor Pessimo che interrogava Foglio 79, la domanda era: quando lei questi 7 giorni, diciamo così, a partecipare alle ricerche Galleoni, dice sì, in parte è Galleoni perché è Franco, quindi sembrerebbe che era una settimana il tempo nel quale lei ha fatto questa ricerca. Può ripetere cortesemente, perché dice in Vabbè, parte no, ritiro la Galleoni, in domanda, non è parte Franco. rilevante. Ritiro la domanda, non è rilevante. Scusa, lasciamo perdere. Senta, questa in realtà più una curiosità che una domanda, se crede può rispondere. Nella sua deposizione, sempre al 2 dicembre, più volte parla di una persona che addirittura si è autoaccusata degli omicidi, che sta in carcere senza aver fatto niente. Per aiutare la sua memoria. Avvocato. Ha capito di che parlo? Sì, di Carlo Napoletano. Carlo ce lo spiega Napoletano, questa cosa, perché io sono rimasto colpito. Dopo la sparatoria sul cancello di Galleoni sono stati fermati Carlo Napoletano con Nader dalla polizia di Ostia, una macchina in borghese. Loro non sono stati perquisiti quando li hanno fermati e li hanno fatti salire in macchina. In seguito, il giorno dopo, non mi ricordo quando, in seguito il giorno dopo mi hanno riferito che erano armati, però non me l'ha riferito Carlo, non ricordo adesso di preciso chi, però Nader si è sempre rinchiuso dentro l'abitazione perché, a quanto mi è stato detto, hanno lasciato sotto la panca del sedile della macchina in borghese delle armi, quelle sono state trovate, e ciò mi è stata data conferma da Mario della squadra investigativa di Ostia, insieme a Claudio. Sì, guarda, questo è molto preciso, però
il problema è che lei dice il Carlo, il quale è stato arrestato, foglio 39, il quale è stato arrestato... No, mi scusi, non ho risposto alla sua domanda, mi scusi. Sì, ho fatto riferimento a Carlo Napoletano perché Carlo, a quanto ero a conoscenza, era stata l'unica persona tratta in arresto in seguito all'omicidio. In seguito all'omicidio sono state eseguite, a quanto ne so, 2 perquisizioni, una a casa di Carlo Napoletano e una a quel signore che ha preso le sostanze sia dalla famiglia Spada, da Nader, e da Giovanni Galleone, e a entrambi le parti non ha pagato questo debito. Sì. Quando è stata eseguita la perquisizione a questo signore dietro all'Eurospin, c'era l'elicottero che girava sopra i Palazzi Rossi, io uscii sul balcone di casa, vidi Mario della squadra mobile, c'era anche la cinofila con i cani, scesi giù al portone e quando scesi giù Mario e Claudio mi vide e di conseguenza Claudio mi venne incontro, Claudio della squadra mobile, e mi hanno portato anche a me in caserma. Sì, ma questo io ho capito, però continuo a non capire perché lei, parte parla di 2 omicidi, poi successivamente a foglio 50 dice quella persona è stata arrestata e non so per quale motivo, io non l'avrei fatto ad alzare il dito, ma può essere che lo avrei fatto pure io all'epoca, ero per un incosciente alzare e prendere la colpa di 2 omicidi, ma quella persona non c'entra niente, sono 3 anni che io sono in galera, lui sono 5 che sta per niente. Qui sembrerebbe che ci sia, lei riferisca di una persona che si è autoaccusata degli omicidi e che sta in carcere per 5. A noi non risulta. Mi scusi un attimo, avvocato, scusi un attimo, una persona che ha un'attività, un autosalone insieme a Carmine Spada, gli fanno una perquisizione e viene sottratto in arresto. Come lei sa, una custodia cautelare non ha una scadenza di 1 anno per omicidio se sei indagato, dura di più. Va bene, questa è la sua risposta. Visto che Carlo il Napoletano a mia saputa non deteneva sostanze stupefacenti presso la sua abitazione, qualora gli venivano richieste sostanze stupefacenti a Carlo il Napoletano faceva sempre riferimento a Romolo o Roberto. Va bene, questa è la sua risposta, devo dire non ha chiarito la mia curiosità ma conta poco. Senta, ma lei è mai stato indagato che lei sappia per concorso negli omicidi di Galleoni e di Antonini? Non sono a conoscenza di questo perché non è che io c'ho la palla di vetro, avvocato. Io dentro le indagini, se sono indagato, come faccio a sapere? Non è a conoscenza di un'indagine per questo motivo. Ma lei ricorda se per caso nel corso dei suoi interrogatori gli fu ventilata questa possibilità? Ventilata? Presidente, scusi, Presidente, Presidente. C'è una sì, allora stiamo chiedendo a un imputato aspetti, al di fuori delle regole. La domanda non è ammissibile. Se ne prendo atto. Non è ammissibile. Non capisco le ragioni, ma comunque. No, ne vabbè. prendo atto. Comunque, siccome c'è un verbale, se c'è nel verbale. Se il verbale non è stato prodotto, la Corte non lo conosce. Nel verbale c'è, ovviamente, ci sono cose molto chiare che sarebbero irrilevanti che la Corte conoscesse. Capito, però, ma... per carità, prendo atto, Presidente. Verbale contesti, contesti. Che discorsi sono questi? Che discorsi sono per fare emergere non fate... Questo è il modo di condurre i processi. Avvocato, non mi faccia polemiche su. No, le polemiche non le faccio io. Vabbè, andiamo avanti. Alla Corte. Vabbè, ha fatto l'opposizione. Ma accolta, andiamo avanti. Senta, il giorno dell'omicidio, ma lei, forse ho capito male, era sottoposto all'obbligo di firma? Sì. E quel giorno ha adempiuto all'obbligo di firma? Sì. Senta, perché se non le risulta, controlli sulla caserma del lungomare di Ostia. Sicuramente controlleremo. Senta, lei all'epoca aveva l'uso di un telefono cellulare? Sì. Lei ricorda il numero? No.
Però prenda i tabulati di Ottavio Spada, li confronti con quelli della squadra mobile di Ostia, non della squadra mobile, scusate, della squadra investigativa, e esce fuori il mio numero. La ringrazio molto per il consiglio, me ne faccio a meno. Invece potrebbe essere che il suo numero di telefono era all'epoca 345 46 26421? Ma non ricordo bene. Presidente Ascoli, scusate se interrompo. Sì, prego. Per Spada Armando, che era assente per colloquio, è presente in sala dalle 11.05. Va bene, ne diamo atto al verbale, sì. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Prego, Avvocato. Senta, lei ha detto che quel giorno fu avvicinato da un cileno di cui non ricordo il nome, che le chiese di vendergli una panetta di hashish. Ecco, ci può spiegare bene i suoi movimenti? Dove andò? Quindi, tanto